L'ennesimo incidente stradale dove questa volta a perdere la vita è stata una giovane madre, una maestra stupenda, la maestra Francesca, madre di 2 figlie. Un'altra vita spezzata lungo la Romea. Ieri pomeriggio è morta Francesca Penzo, maestra elementare 48enne residente a Chioggia. A bordo della sua utilitaria è andata a scontrarsi con un tir, un impatto che non le ha lasciato scampo. Prima lo scontro lieve con un'altra auto proveniente dal senso di marcia opposto, poi col tir, frontalmente all'inizio, finendo poi nella parte posteriore del mezzo girando su se stessa, in un groviglio di lamiere. L'auto era piena di libri. Probabilmente l'insegnante stava tornando da scuola. Da pochi mesi era diventata di ruolo a Porto Tolle. L'ennesimo incidente che pone l'attenzione sulla pericolosità di quella strada. Alla famiglia di Francesca vanno le nostre più sentite condoglianze. Ho sentito anche il sindaco di Porto Tolle, dove prestava servizio come maestra dell'asilo, e purtroppo bisogna fare veramente una seria riflessione anche su questa strada. Ora come sindaco farò un censimento di tutti i comuni che vengono attraversati da questa statale 309 Romea, così da fare come sindaci fronte unico con sindaci e regioni, e poi chiedere al ministro, ovviamente alle infrastrutture e trasporti, di pensare di progettare un percorso alternativo e veramente parlare di questa Romea commerciale.